sente? Funziona? Beh, scusi, è che non ho tanta dimestichezza io con questi marchingegni. Dunque lei mi chiede dei miei rapporti con... Beh, c'è un dialogo da qualche parte, adesso non mi ricordo dove, nella immensa sua produzione c'è un dialogo scritto in quegli anni. Non ho mai capito come facesse quel ragazzo a scrivere così tanto. Non trova? Il tempo, la durata, dico, è uguale per tutti, no? La giornata, mi dicevo, già allora ha quelle tante ore, per ciascuno allo stesso modo, eppure una straordinaria vivacità. Beh, ad ogni modo, in questo dialogo, dove sarà? E quello dove alla fine lui dice del siciliano, di Bach. Ah, era bellissimo, naturalmente. Bach, sì, insomma. E a lui piaceva molto e mi chiedeva sempre di suonarlo. Si, re, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa. E quando lo suonavo non poteva trattenere le lacrime. Diceva che quel brano era una lotta tra carne e cielo. Una lotta. A pensarci bene, non è stata questa tutta la sua vita, una lotta infinita tra carne e cielo. Diceva così, tra carne e cielo. Beh, ma cosa stavo dicendo? È il dialogo. La maestra è pisulut, la maestra è pisuluta, maedu, ma no, non me lo ricordo più. La maestra è pisul, no, meglio se lascio perdere, forse se mi sforzassi una voce potrei anche ricordarla.
ma erano a 3 voci queste canti, anche 4. Chi si ricorderebbe le altre voci? Erano così belle, a più voci, non c'è niente da fare. Se fossero state registrate, invece non c'è nemmeno una fotografia degli spettacolus, di quei ragazzi così cari. Ormai tutto scricchiola, come il violino, comincia a scricchiolare. Scricchiola quando si è piccole e si comincia, e dopo anche quando si sta smettendo. Fantasutističosar, sensībai prasa šoj suflot, masut par vus tramari, florut parit jantos, miei prina negigion, cuna vos di galiri, miei varsale angeli, una gola di canon, se consom duciu braus, duciu plesis intimi, visca marco vinio toni, un stomi da sarpi, la maestra è pisuruta, ma è muta di oro fin, molti nunca ti combina, vivi lotis cul morbim, molti nunca ti combina, vivi lotis cul morbim. Ma sì, Livia, aspetta, Ricordi anche quella che chiede viola, Cominciavi sempre, io mi ricordo. ma sì, Ma io non so come cominciare. allora, chi ste viole pallidute, chionte su dal vasco moviva l'amor, voi donare a me mariutre al mio voi donare a me mariutre al mio stai tale che fantasia sei fantasma sarà me sulla braccia di Basina sono in tassa come te mi fantasi che sta vita assi l'uomo di si gran quanto è grande la sarata sotto un bar stando E lui insisteva molto perché io accettassi di condurre questo coro di ragazzi, ma io gli dicevo, ma ho imparato a suonare il violino, ma guidare un coro bisogna sapere molte cose, suggerire il modo di respirare per esempio, ma tutto questo non era preso in considerazione. Noi ci incontravamo e lavoravamo e i nostri risultati erano il frutto, si potrebbe dire, di un'attività dilettantistica, sì, perché io come direttrice di coro ero una dilettante, assolutamente, ma qualche volta qualche cosa riusciva, sì, abbastanza bene, perché i ragazzi erano molto musicali e avevano una gran voglia di imparare. Lavoravano nei campi tutto il giorno e venivano poi a prove sempre puntualissimi e con la camicia stirata,
che ci si domandava come facessero, un rispetto per questi nostri incontri che era quasi commovente, così solleciti, ecco, disciplinatissimi. E avevano messo su anche una scuola, sa? C'era una ventina di ragazzi che non potevano, a causa dei pericoli della guerra, no? frequentare la scuola di San Giovanni. E così lui e la signora Susanna divennero i loro maestri. E come insegnava? Un maestro naturale. Aveva inventato un modo di insegnare così coinvolgente, che mescolava poesia e storia, regole e fantasia, e i ragazzi ne erano entusiasti. E qualche volta mi diceva che voleva diventare compositore, ma era più, come dire, fantasia. Aveva una fantasia straordinaria. La musica, diceva, è il mio più vero modo di sentire l'amore. Sognava di scrivere una sonata per violino solo, di scriverla lui e di inventare nuovi nomi per descrivere i tempi. Non so, invece di adagio o allegretto, voleva che si chiamassero straziato, svenevole, oppure invece che con brio, con brutalità. E pensava di mettere volutamente delle note stonate, dissonanti, e inventare nuovi modi di scriverle. La sua fantasia non aveva confini. Addio casarsi, vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleon. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleon che ama la meglio gioventù. Quando si alza il sole al primo chiaro del giorno, Vincenzo sul suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il tagliamento e quando suona mezzodì Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio a conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 giorni, sono in mezzo al gelo della grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo, fuggiva per la neve e sopravveniva Vincenzo che ferito delirava, gridava: fermati cavallo, fermati ti prego, che ora ti dia un manello di fieno. Tanto il cavallo si ferma e con l'occhio quieto
padrone che ormai muore di freddo, muore d'amargura. Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza para che vivir. Susanna con suo padre passa di lì sul carro, le vede il giovincello nei visceri del cavallo. Salviamolo, padre mio, questo povero soldato che muore nella Polonia, caduto e abbandonato. Chi siete, bel soldato, venuto da lontano? Sono Colussi Vincenzo, un giovane italiano, e voglio portarti via appena sarò guarito, perché nel petto con gli occhi mi hai ferito. No, no che non vengo via, perché mi sposo questa Pasqua. No, no che non vengo via, perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli ulivi piangevano tutti e due, e a piangere si vedevano l'uno e l'altra di lontano. Lunedì santo si danno un bacio come due colombi laggiù in fondo all'orto. Giovedì santo scappano dalla Polonia a saziare l'amore tra rose e fiori. La domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia. La domenica di Pasqua che tutto il mondo canta, arrivano innamorati. La signora Susanna, si capisce, poverina, aveva tanto desiderio di andare su a trovare il figlio, il piccolo, che era in montagna con i partigiani. Ma nessuno aveva coraggio di accompagnarla perché c'era da avere paura. Si sapeva che in quei boschi si potevano incontrare non solo i tedeschi, ma anche i russi. Certi gruppi, certe fazioni di russi che erano quasi più temuti che non i tedeschi. Ma noi siamo andate lo stesso, da sole, La signora Susanna e io siamo partite alla sera col treno fino a Udine, abbiamo dormito nell'alloggio del principale di mio cognato e prestissimo l'indomani ci siamo incamminate. Io non so come abbiamo fatto, come abbiamo trovato i sentieri giusti. Abbiamo camminato tantissimo. Avevamo le indicazioni di Guido. Lui scriveva delle lettere firmando con un nome di donna. Anna, Anita, Amelia. Ah no, non mi ricordo più. Ma lui, sì, lui ci aveva descritto il cammino, ma non era mica lì a dirci adesso di qua, adesso di là. Eppure siamo arrivate giuste. Come avremmo fatto non so. E una volta arrivate ci siamo dovute sbrigare. E allora io mi sono messa da parte e li ho lasciati soli, mamma e figlio. E a noi dite che il Signore noi vedi di ascoltarlo. Tutto il paese al prea dopo la varata rosario. Io vi so invece e i guardi tutto
ma io sai domanarò. Hanno dovuto fare presto perché era autunno, le giornate corte. Sarebbe stato impossibile tornare col buio. Guido era stato molto prudente con la sua mamma per non metterla in apprensione più di quello che era già, ma lei non voleva lasciarlo partire, aveva tanta paura, come se avesse un presentimento. Mamma, le diceva Guido, come vuoi che io rimanga qui? Io devo andare. Ma lei cercava di convincerlo a non andare. Nel 63 o 64 incontrai per l'ultima volta Susanna. Abbiamo ricordato il nostro viaggio e lei mi disse: se fosse vivo Guido adesso sarei nonna. Ma stavo dicendo del dialogo e che non mi ricordo dove sta. Dio, quanto scriveva quel ragazzo. E non c'è neanche una fotografia di quei tempi. Io non ne ho. Sa, c'era la guerra, però nonostante questo siamo andati anche in tournée. Oddio, per modo di dire in tournée, a Zoppola, su un carro portato dai cavalli, grande come un palcoscenico, e noi tutti quanti in piedi. E io in mezzo col violino che non succedesse qualcosa. Lui già si capiva che aveva questa capacità di organizzare spettacoli, di fare la regia. Era già visionario in un certo senso. E quando penso al caos in cui viviamo, mi dico che in certo modo lui aveva una capacità di presentire. Aveva una sensibilità grandissima. Sentiva tutte le cose con una sensibilità esagerata, sproporzionata, spropositata. Parlavamo tra noi sempre con grande confidenza e a un certo punto eravamo divenuti indivisibili, ma non parlavamo di tutto. C'era dietro alla sua disponibilità, ai suoi abbandoni, come una zona scura, che però suscitava in me un'attrazione che mi stupiva e mi soggiogava. E un po' alla volta, piano piano, il mio sentimento verso di lui cambiò, si fece in qualche modo più intenso, vorrei dire. Io lo cercavo e poi una sera ci fu un episodio. Giunsi per ultima nella cucina della casa di Versuta, dove passavamo le serate tutti insieme. Le donne filavano, si chiacchierava, si cantava, qualche volta io suonavo. Quella sera erano già tutti lì e lui sedeva in un angolo un po' in ombra e aveva sulle ginocchia Gianni, un ragazzo più giovane, allievo della scuola. I due parlavano e scherzavano tra loro e lui teneva una mano sulla gamba del giovane. I loro sguardi si intrecciavano e lui era completamente preso da Gianni. Rideva e nei suoi gesti, nei suoi occhi c'era qualcosa. Sembrava completamente rapito. Finse di non vedermi. E allora un gelo, una disperazione, un'ombra si impadronì di me. Interpretai questa sua freddezza come un messaggio rivolto proprio a me. E mi vedi come da fuori, in mezzo agli altri, sorridente, cordiale con tutti, ma in realtà solo per attirare la sua attenzione che egli si ostinava a non rivolgermi. E allora sentii una rabbia, presi il violino e lì, in mezzo a tutti, non richiesto, mi misi a suonare Bach, il siciliano. E dal violino usciva un suono straziante, lamentoso, simile a una voce umana. Io lo chiamavo, ma lui continuava a guardare negli occhi il ragazzo e a stringerselo al petto. Si savait
si spanta e si c'est que son suspens d'amour assieme si va a sentiare in cielo si indolore assieme si va a sentiare in cielo si voglio cantare così, fiore d'ornello, sia le serpente fatto e le cristallo, sia le serpente fatto quel che non dico potrei e si vederlo. Voglio cantare così, fiore del limone, come se siamo a colpa agli adepti. Come se siamo con agnale e bene, migragne favellati, ispirazione. Vedi sti disgraziati, oh! Ma che se devono venire a fare i comodacci loro proprio davanti al locale mio? Ma li fossi. Ma dico non sarà una reggia, ma insomma. Mo devo lavare pure con l'acqua. Io ero del culo fa 2 metri. Che c'è sta il boschetto all'angolo col gassometro, c'è sta il boschetto. Fatti sti 2 metri non rompere i coglioni. Ma che gli frega loro? Tanto so io che mi devo la sbatta a lavare. E per forza che lavo sta puzza non si può sentire. Con l'acqua. Che a me che è a gratis, oh. Sti impuniti se credono di essere cresciuti e invece sono ancora dei ragazzini. Passano tutto il giorno, non fa niente, vanno a far bagno nel Tevere, se ne vanno in giro a rompere i coglioni a gente che lavora. Tanto che gli frega finché ci stanno quelle tuzzoccole che gli girano la saccata. I mortacci loro. Ma tanto ce lo so chi sono. Oh, li conosco tutti, uno per uno. E il Capoccia, Ninetto, buono quello. Quell'altro là, come fate nome? Cacarella, sì. Erbegalone, comunque secco secco. E coso?
Vabbè, ma non me lo ricordo. Con brutto, la faccia tutta butterata che pare mozzicata da un cinghiale. Sì. E passa il giornale a far cazzo. Ma quando che arrivano la Nadia e la Sabrina me faccio sentire. Ste due mignotte. Quando che si fanno vedere che rientrano la mattina e vengono a bere il caffè, cantano. E cantano pure bene. Ma che cantata fa? Dico io, ma che ci sarà da cantare? Ma stavolta mi devono stare a sentire, che glielo devono dire loro, a quegli stronzi che devono da piantarla con sta storia che si mettono, che mi ammollano la monnezza davanti al locale mio. Capito? La devono da piantare. Voglio cantare così, fior dei crispigli, li fagioli mio, tu non li mangi, li fagioli mio, tu non li mangi, e 30 piatto mio, tu non ci stigni. E 30 piatto mio, tu non ci intigni. Quando l'amore pizzica, gira che fa girare, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Ma io canto così, ora di grugnale. Si fosse malattia per l'amore, si fosse malattia per l'amore, sarebbe tutto il mondo un ospedale. Sarebbe tutto il mondo un ospedale. Quando l'amore pizzica, gira che fa girare, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Quando l'amore pizzica, gira che fa girare, ma quando che te stuzzica, l'amore se ne va. Va via. Quando che c'è stato ancora Genesio, poraccio. Oh, che brutta fine che ha fatto. Quello era un bravo ragazzo, sì. Ogni tanto veniva a dare una mano, se c'era qualche cosa da fare, spostare casse, qualche trasporto col carretto, mi dava una guardata al locale. E gli davo pure qualche piotta che c'aveva due fratelli pischellini, che suo padre se n'era andato con una su al nord e sua madre se n'era andata proprio con la broncopolmonite l'anno scorso. E lui, Genesio, che non c'aveva manco 17 anni, si era caricato sti due ragazzini sul groppone e ce la faceva. Cercava di non farsi fregare da sti morti di fame che ti fanno mantenere dai mignotti. Qua mattina ce l'ho stampato a mente come se fosse adesso. Aveva lasciato i ragazzini sulla riva, gli aveva detto: state buoni, che torno subito e dopo se ne tornava a casa. E si era buttato a caposotto nel fiume, qua poco più avanti, dove che il fiume fa la curva, nuotando in mezzo alla zozzeria dall'acidità varechina, fino all'altra riva, ma più avanti, che il correntino l'aveva trascinato un poco più in basso. E te guarda il fiume, i fratelli caciaravano e gli gridavano: che fai Genè, non torni, andiamo dai. Ma Genesio, e si vede che era stanco e non tornava. Rimane da qua ancora un pochetto, se sta tanto bene. Dai, traversa, gridavano i ragazzini, gridavano forte: dai, che se ne andiamo. Insomma, a un certo punto Genesio fa: me butto, e si butta. Nuota la sferta fino al centro del fiume, dove c'è stata la curva per andare al ponte da Tiburtino. Ma lì la corrente è bella tosta. Un conto andare giù, seguendo l'acqua, per risalire, ci vuole tanta forza. Bisogna sapere nuotare bene. E lo spingeva indietro la corrente, sempre in giù, verso il ponte, e i ragazzini si cominciavano a spaventare e si sono messi a correre lungo la riva, da sta parte, in mezzo alle frasche. E Genesio continuava a muovere le braccia, ma non avanzava di un centimetro.
Anzi, andava giù, sempre più giù, stando nel mezzo, ma non parlava, non chiamava aiuto, niente, ogni tanto affondava. E dopo tornava su, un poco più sotto, finché, quando era vicino al ponte, non è rimerso più. Dei ragazzini non ho saputo più niente. Qua non si sono più visti. Porelli. Pietà, pietà, voi mi volete, morta e sepolta, senza voce, senza gesti, senza viso, senza vita, che non torni voi dite mai più la pazzia che s'affu qui tra noi. Pietà, pietà, gente felice, voi mi sperate, impiccata, annegata, incendiata, maciullata, che sta a fare voi dite se fa solo rabbia e lo sa qui tra noi. Pietà, pietà, pareva eterno il mio destino di parlare, di cantare, di godere, di peccare, ma sì, per me è finita. State tranquilli, entro nell'ombra, vi lascio tutto. Un bel giorno arriva uno mai visto, uno di fuori, uno che non si sa quando cazzo è uscito. Tutto bello, distinto, gentile, educato, con gli occhiali scuri. Permesso, scusi, posso entrare? Appena che l'ho visto ho pensato, ma che ti sei sbagliato di strada? E non c'avevi dannato, dal presidente, vestito a quel modo, che scarpe buone, la cravatta. Ma avevi visto dove sei capitato? Questo è il fondo del pozzo, caro mio. Qua non c'è sta niente. 4 baracche e zozze messe su con lo sputo, monnezza, ragazzini da tutte le parti e polvere che quando che piove diventa fanga. State attento che ti inzaccheri di calzoni. Ti dice, mi fa un caffè per cortesia? Ma parlando bene, mica quel dialetto tutto ciancicato che parlavano da ste parti, una parlata del nord, con una voce calma, tranquilla. Mi metteva un po' di soggezione, come a non capire bene che tipo che era, no? E un po' mi dava fiducia, c'aveva sti modi di sorride. Seduta di là, vicino al jukebox, c'è stava la Sabrina, tutta stramiciata, tutta aperta sulle cosce, col vestito che gli cascava da tutte le parti, che faceva caldo, e nulla aveva visto. Dentro qua tutta ignuda, rascica fino all'ossa del quarzo,
Moro e l'anima non sa. Filame, se ci sei, Gesù Cristo. Guardami tutta sporca e pianto. Abbi pietà di me, io che non so niente e te il re dei re. Filame, filame, se ci sei, Gesù Cristo. E lui l'ha guardata, l'ho visto io, e te giuro che mi sono vergognato al posto suo. Quando che la Sabrina si è portata la capoccia e si è accorta che lui la guardava, si è un po' ricomposta, e lui, discreto, ha girato l'occhio dall'altra parte. Di solito l'uomini che si guardano le zoccole da ste parti lo fanno in un altro modo. Ma Sabrina è una scema! Ma che ce lo vedi che quella è una brava persona, che non c'entra niente con te, che è capitato qua per sbaglio, e lascialo in pace. E invece quella scema gli fa: c'hai bisogno di compagnia, bello? Compagnia? A me mi pareva che si era perso. E invece di mannarcela, sto bel tipo gli fa: volentieri, le offro un caffè, possiamo parlare un po'? 2 ore! 2 ore, fitto nell'angolo del locale. Parlava tanto lui, ma ogni tanto si metteva a ascoltare, piegava la testa da una parte e ascoltava facendo segno di sì, che non la smettevano più. Ma che cazzo ci avranno avuto da raccontarsi un uomo così e qua zanoida da Sabrina? Wow. Ne s'ha fatta un quartino, m'ha dato la testa, ammazza che toppa! Annina, ero scelta modesta, lasciatemi qua. A vedi le foglie, a vedi la luna, a vedi le case, chi l'ha mai viste con st'occhi mi viene da cantare. Lasciami perdere, vado un'altra stasera con niente da fare, e poi so vecchia, c'ho 30 anni, e il mondo ancora noi da guardare. Mamma mia che luci che vedo qua attorno, le vie di testaccio mi paiono come nel giorno dell'altra città. Via Moretto, fa la bella, stasera godo con la libertà, spara il buzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta aspettando. Ne so presa la toppa, ma so felice, me fossi scegando e mi sento tornata a essere un figliore di verginità. Verginità, ne sento tutta verginità, che sarà, chi lo sa, che sarà, chi lo sa, che sarà, chi lo sa, che chi lo sa? che sarà, chi lo sa. Ma che ti ricordi ancora, verginità? No, mi piace la parola. Verginità. Mi dice che noi altri siamo la vita vera, che gli interessano un bel po'. Gli interessate? A lui? A lui.
E che ci avrete di interessante? Se può sapere? Siamo la vita. Ah, vita! Perché non c'avevamo una lira, perché non sapevamo niente di niente, non andavamo a scuola e perciò siamo pure, siamo, aspetta, futuri! No, rivoluzionari. Rivoluzionari, ma che vuol dire? E che ne so io, che famo la rivoluzione? Ma che rivoluzione voi fate che non sei manco buona di leggere e scrivere? Apposta, so pura. Te non capisci niente, Marcè. Guarda che sta a parlare pure di te, sei rivoluzionale pure te, che te credi? I rivoluzionari so puri, so futuri ed il futuro sarà degli rivoluzionari. De noi, nostro. Pensiero chiaro. Ma ha detto lui. Sì. Ma ha detto lui. No, E che non serve essere buoni da leggere e da scrivere, Tra un anno, 2 anni, 10 anni, e il mondo si accorgerà di noi e ci restituirà quello che ci ha levato. Perché noi siamo il proletario. Che? Prurito siamo, a sapere. E che altro le dice il salvatore degli poveracci? Ci dice poesie. Poesie. Sì, roba che scrive lui. E sono tanto belle. Ah sì? E che dicono? Boh, non si capisce niente. Si capisce un cazzo. Ma lui ci dice e noi restammo lì come impappolati a ascoltare. Io, a Nadia e tutta meglio gioventù da borgata. Sicuro. Lo ascoltammo. Non capivo niente e allora lui ce le spiega e io starei a scordarlo sempre. È un poeta, Marcè, è un poeta. Oh, 2 parole però l'ho capite, 2 parole. Un video. Una è popolare. Popolare. E che vuol dire del popolo, no? Che ce lo so? Nostra Marcè, che sei il popolo pure te. E allora popolare è pure roba tua. Roba che quelli che t'hanno fregata te devono da restituire. Perché famo la rivoluzione, andiamo, sa ripigliamo, perché è nostra Marcè, è del popolo. È popolare, ho capito. Popolare. Okay. E l'altra? Chi? A Nadia. Sono qua, Marcè, me vedi? L'altra parola, sa prima, siete coccia. Ha detto 2 parole, una è popolare e l'altra? L'altra è una parola bellissima, Marcè. È difficile, ma è bellissima. Dai. Sei pronto? Comunismo. Comunismo? Come dal Partito Comunista? Sì. Ma te non ti sei mai domandato da dove vieni? No. Via dal comune insieme, comunità, che se volemo bene, se dividiamo tutto, comunismo. Ma che vuol dire che se dividiamo tutto, Sapri? Vuol dire che siamo tutti uguali, Marcè, tutti uguali, io, te, Ninetto, il presidente, pure il papa, perché siamo tutte persone, Marcè, persone, ci abbiamo 2 braccia, 2 occhi, una capoccia, una memoria, ciascuno ha sue, ma che valgano tutte uguali, Marcè, e quel che è tuo è mio, e quel che è mio è tuo, e se volemo bene, stiamo bene. E io non ci avevo fatto caso mai, ma è bellissimo, comunismo. Comunismo.
produttore Teatro Club di Udine, che fa le cose in perfetta solitudine. Al pubblico presenta queste cose che nome su, in forma di rosa, su, in forma di rosa, in forma di rosa, in forma di rosa. E i titoli anche noi mettiamo in canto, come fece chi non c'è più da tanto. Noi cantò gli uccellacci e gli uccellini, firmandosi Pierpaolo Pasolini, Pierpaolo Pasolini, Pierpaolo Pasolini. E noi cantiamo in coro e presentiamo quello che facciamo. E noi cantiamo in coro e presentiamo quello che facciamo. E noi cantiamo in coro e presentiamo quello che facciamo. Le musiche curate da Vittorio riprendono canzoni del repertorio con qualche cosa più di originale che ci aiuta a non rifarle tale quale. Con noi c'è anche Mariano al violoncello, creativo pure lui sul ritornello. Le voci le sentite e senza fretta vi dico San Claudio e Nicoletta. Gli autori sono tutti ma un pochino la responsabilità ce l'ha Somalino, Somalino, Somalino. 1968, da 4 anni il PC perde iscritti. 2 febbraio, studenti occupano l'Università di Roma. 1 marzo, a Valle Giulia, scontro tra forze dell'ordine e 16 marzo, studenti. neofascisti 600 feriti. assaltano l'Università di Roma. 25 marzo, scontri tra polizia e studenti 20 davanti maggio, all'Università elezioni Cattolica politiche, di Milano, DC 66. 31,1%. Settembre, Junio Valerio Borghese fonda il Fronte Nazionale per il ripristino dei Gli valori della studenti civiltà portano italiana eschimo ed color europea. grigia-verde, sciarpe lunghe, barba e capelli lunghi, fazzoletti rossi al collo. 1969 escono Lotta continua, servire il popolo, potere operaio, il 27 manifesto. febbraio, scontri a Roma tra giovani di destra e di sinistra, un morto. 25 aprile, bombe alla 3 stazione di luglio, Milano. sciopero generale a Torino, scontri fra 9 manifestanti agosto, e polizia, bombe su 8 60 treni, feriti. 12 feriti. 11 settembre, sciopero nazionale dei 12 metalmeccanici. settembre, sciopero nazionale degli edili. 25 settembre, manifestazione nazionale 27 metalmeccanici a ottobre, a Torino. Pisa un lacrimogeno sparato dalla polizia 19 uccide uno novembre, studente. incidenti a Milano, muore un 12 poliziotto. dicembre, Milano, piazza Fontana. Alla Banca dell'Agricoltura una bomba uccide 16 persone. A Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Per lo scoppio, 14 persone sono morte. 16 dicembre, Pinelli, ferroviere anarchico, muore cadendo da una finestra della questura di 18 Milano. dicembre, Lotta Dopo un continua accusa il interrogatorio commissario sui fatti in Calabresi Piazza di Fontana. aver ucciso Pinelli. 1970, Carla Lonzi del gruppo Rivolta Femminile scrive Sputiamo su Hegel. 21 gennaio, corteo a Milano del movimento studentesco, scontri con la 22 polizia. luglio, 67 sabotaggio a un feriti. treno vicino Reggio Calabria, 20 6 ottobre, morti. il foglio di lotta di sinistra proletaria annuncia la costituzione di 7 organizzazioni operaie dicembre, autonome. il fronte nazionale di Junio Valerio Borghese occupa per 2 ore il Mauro Ministero De degli Mauro Interni. scompare mentre indaga sulla morte di Matteo. 1971, Eugenio Cefis diventa presidente della Montezza. 13 marzo a Milano, prima manifestazione anticomunista del Comitato della Buona La Procura Borghesia. della Repubblica ordina la cattura di Junio Valerio 13 Borghese, aprile il giudice latitante istruttore per di Treviso cospirazione contro emette lo Stato. mandati di cattura per i neofascisti Freda e Ventura per la strage di Piazza Fontana. 1973,
1972 alla Fiat vengono installati robot di saldatura. 11 marzo, bottiglie Molotov contro il Corriere della Sera, scontri con la polizia, 15 un marzo, morto. a Segrate l'editore Gian Giacomo Feltrinelli viene 17 marzo, a Milano viene ucciso il commissario Calabresi. 31 maggio, a Peteano una bomba in un'auto uccide 3 carabinieri. La morte è l'unico indizio concreto nelle indagini per far luce sull'esplosione di un'utilitaria avvenuta questa notte sulla strada di Savogna Bisonzo presso Gorizia. 1973, muore Anna Magnani, apre a Roma Radio Città Futura. 12 gennaio, sciopero generale. 23 gennaio, scontri davanti alla Bocconi di Milano. 9 febbraio, manifestazione nazionale dei 21 metalmeccanici. febbraio, scontri a Roma e a Napoli, un 12 giovane aprile, morto. scontri a Roma tra fascisti e polizia. Muore un agente 16 colpito da una aprile, bomba. rogo di Primavalle. Muoiono il segretario della 17 sezione maggio, MSI e i suoi bomba 2 sulla figli folla che adolescenti. celebra l'anniversario della morte di Calabresi. 4 morti e 22 53 novembre, feriti. divieto di circolazione delle auto nei giorni festivi, aumento della benzina, chiusura alle 23 per cinema, bar e ristoranti. 1974, apice del tasso 20 di inflazione febbraio, annuo, nuovo aumento della benzina 19,4%. da 200 a 27 260 febbraio, lire il sciopero litro. generale per il salario e 18 l'occupazione. aprile, le Brigate Rosse rapiscono il 28 magistrato Sassi. maggio, ordine nero, fa esplodere una bomba a Piazza della Loggia a Brescia, 8 morti e 101 feriti. 23 luglio, sciopero generale contro le supertasse. 24 settembre, Berlusconi apre la TV privata Telemilano. 3 agosto, ordine nero fa esplodere una bomba sul treno Italicus, 12 morti e 48 feriti. 8 settembre, è arrestato il brigatista Renato Curcio. 2 ottobre, la Fiat mette in cassa integrazione 9 ottobre, 65.000 operai. sciopero generale. 18 ottobre, sciopero generale. 31 ottobre, arrestato per cospirazione il generale Miceli, già capo dei servizi segreti. 4 dicembre, sciopero generale. La copertina dell'Espresso in favore di una nuova legge sull'aborto viene censurata. La Resistenza e il movimento studentesco sono le 2 uniche esperienze democratiche e rivoluzionarie del popolo italiano. L'estremismo dei gruppi minoritari ed extraparlamentari di sinistra non ha portato in nessun modo alla strage di Piazza Fontana. Esso ha portato alla grande vittoria dei metalmeccanici. Da quando una società permissiva concede dall'alto una maggiore libertà sessuale apparente e già convenzionalizzata, i ragazzi sono diventati molto brutti, anche i ragazzi del popolo. Il pensiero corre alle ruberie, alle grassazioni, alle violazioni, ai delitti dell'attuale classe dirigente, fatta di parassitismo e di clientele, come ormai i dirigenti democristiani stessi ammettono senza vergognarsi. Abiuro i miei stessi film quando servono al potere, per quella tolleranza e permissività sessuale che non ha niente a che vedere con la vera libertà, perché non è conquistata, ma concessa dall'alto per motivi ben precisi. Sentirsi dare ragione dalla storia è sconfortante, bisogna passare subito dalla parte del torto. Adesso ho deciso di stare sospetto compagno di strada con i gruppi di potere operaio e lotta continua. Le stragi sono state compiute sempre dalle stesse persone. Prima hanno fatto la strage di Piazza Fontana accusando gli estremisti di sinistra, poi hanno fatto le stragi di Brescia e di Bologna accusando i fascisti e cercando di rifarsi in fretta e furia quella verginità antifascista di cui avevano bisogno per continuare a gestire il potere come se nulla fosse accaduto. No, non ho nessuna pena per i borghesi. La borghesia, lo diceva Marx nel manifesto del 48, chiaro e tondo, tende ad assimilare tutto a se stessa. È invincibile, si è dimostrata invincibile. Prima gli uomini e le donne delle borgate non sentivano nessun complesso di inferiorità. Sentivano l'ingiustizia della povertà, ma non avevano invidia del ricco. Lo consideravano anzi quasi un essere inferiore, incapace di aderire alla loro filosofia. Io preferirei essere un regista che non può fare i suoi film,
molto più povero di quello che sono, fare l'insegnante, avere molti meno quattrini in saccoccia, ma che il mondo che ho intorno a me fosse quello che ho amato, che amavo, che desidero, che amo ancora. Non ho il minimo dubbio su questo. Tutto il mondo d'oggi è previsto da Marx fin nei minimi particolari, fino al consumismo, fino ai giovani d'oggi, questi giovani che la pagheranno carissima e che mi fanno pena. Così non si può più andare avanti. Bisognerà tornare indietro e ricominciare da capo, perché i nostri figli non siano educati dai borghesi, perché le nostre case non siano costruite dai borghesi, perché le nostre anime non siano tentate dai borghesi, perché la nostra cultura si trasformi in una cultura comunista. Il rifiuto è sempre stato un gesto essenziale. I pochi che hanno fatto la storia sono quelli che hanno detto di no, mica i cortigiani. Il rifiuto per funzionare deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o quel punto, assurdo, non di buon senso. I ragazzi dai 15 ai 20 ai 21, 22 anni sono odiosi, poveretti, non sanno più parlare, sono completamente afasici, sono dei presuntuosi, sono proprio una povera cosa. Torniamo indietro, col pugno chiuso, e ricominciamo da capo. Non vi troverete più di fronte al fatto compiuto di un potere borghese ormai destinato ad essere eterno. Il vostro problema non sarà più il problema di salvare il salvabile. Nessun compromesso, torniamo indietro, viva la povertà, viva la lotta comunista. Ho nostalgia della gente povera e vera, che si batteva per abbattere il padrone senza diventare il padrone. Poiché erano esclusi da tutto, nessuno li aveva colonizzati. Io ho paura di questi negri in rivolta, uguali al padrone, altrettanti predoni che vogliono tutto a qualunque costo. In questo gioco della permissività e della tolleranza ci siamo caduti anche noi intellettuali, esattamente come i ragazzi delle borgate romane, ma non c'è alternativa per nessuno. Dunque io mi sto adattando alla degradazione e sto accettando l'inaccettabile. Manovro per risistemare la mia vita. Sto dimenticando com'erano prima le cose. Le amate facce di ieri cominciano a ingiallire. Mi è davanti, piano piano, senza più alternative, il presente. Io scendo all'inferno e so cose che non disturbano la pace di altri. Ma state attenti. L'inverno sta salendo da voi e la sua voglia, il suo bisogno di aggredire, di uccidere è forte ed è generale. Gli italiani sono divenuti in pochi anni un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. Basta soltanto uscire per strada. 1975 sono in 12 a Milano ad avere il telefono di giornale. Un comando di brigatisti fa invadere Renato Febbraio, sciopero dei magistrati. 16 aprile, nel corso di una Lo sanno tutti che le mie esperienze io le pago di persona. 17 aprile, in una manifestazione Ma ci sono anche i miei libri, i miei film. Forse sono io che sbaglio, ma continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Sciopero generale. Io non credo in questa storia e in questo progresso. Non è vero che comunque si vada avanti. Assai spesso sia l'individuo che le società regrediscono o peggiorano. In tal caso la trasformazione non deve essere accettata. In una villa del Circeo 3 giovani della Roma. Non resterà per tanto tempo l'esperienza privata e rischiosa di chi ha toccato la vita violenta, non vi illudete. Per miracolo. Alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Celuigi, arrestato nella stessa nottata perché trovato la guida dell'auto di Pasolini, ha contestato di dover uccidere lo scrittore. In questo senso, esattamente in questo punto, l'origine delle macchine d'Italia. L'intelligenza non avrà mai peso, mai, nel giudizio di questa pubblica opinione, neppure sul sangue dei lager tu otterrai da una dei milioni d'anime della nostra nazione un giudizio netto, interamente indignato. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza
gli serve a vivere e non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri con la più strana indifferenza. Io muoio ed anche questo mi nuoce. Piangete, madri che avete figli, piangete con tutto il vostro dolore, che vi venga dalle foglie dell'anima che vi ha abbandonato prima del tempo. Viene la morte che non ci rispetta, che ci ha tutti quanti segnato. Piangete a lutto tutti voi piccini, piangete grandi, piangete ragazzi, questo fiore ha perduto ogni forza ed era vera luce. Io ti aspetterò, io mio figlio, io ti aspetterò fino alle 3 e quando io vedrò che tu non vieni correrò a cercarti nell'orto e nel cortile. Io ti aspetterò, io mio figlio, io ti aspetterò fino alle 5 e quando io vedrò che tu non vieni correrò a cercarti da tutti i parenti. Io ti aspetterò, io mio figlio, io ti aspetterò fino alle 9 e quando io vedrò che tu non vieni perderò ogni speranza e se vedrò che tu non vieni e alle 10 non ti fai vedere, alle 10 sarò diventata terra, terra, terra da seminarvi. Io ti aspetterò, io mio figlio, io ti aspetterò fino all'anno e quando io vedrò che tu non vieni annerirò come fuliggine. E tu, cuore mio arso, piangi, piangi, urla sempre come un bue selvaggio che al mondo hai perduto ogni luce.
che tu stavi per partire, ti avrei preparato un canestro con tutta la tua roba. Chi ti preparerà il vestito quando verrà la domenica? Nessuno di tutti che qui stanno. Tu resterai solo. E chi ti laverà la camicia, figlio mio? Te la laverà la lapide e la terra. E chi te la potrà stirare? Te la stirerà la lapide e la terra. Chi ti veglierà, figlio mio, quando il giorno sarà alto? Là sotto è sempre sonno, sempre notte buia. Nell'urlo di dolore per la tua morte, nei terribili giorni dei funerali, qualcuno mi chiese le tue lettere. Ritrovai a fatica quei fogli, secchi, leggeri, come ali di farfalla, che mi ero trascinata lungo le peregrinazioni della vita e le diedi a chi me le chiedeva, senza consapevolezza alcuna. La tua morte appena incominciata mi atterriva come una muraglia invalicabile e quel povero mucchio di parole scritte a me dentro quella tua esistenza gridata in tutte le tue opere mi sembrava prezioso solo per me. Queste lettere, nella furia celebrativa, sono state riprese a pezzi, estratte dal loro contesto originario e profanate. Ma come sai non mi appartengono. Appartengono agli eredi, non al destinatario. C'è in questa legge qualcosa di giusto per un uomo diventato pubblico come te, ma anche di crudele per la vecchia ragazza che le aveva ricevute, amate e provocate. Non potevo rileggere
leggerle. Non reggevo col tuo ardore tenero di un ieri appena passato che confermava l'irrimediabile silenzio dell'oggi. Quando si perde chi si ama, i ricordi al primo momento sono macerie. Poi ho capito che ti avevo conosciuto prima, nella potenzialità già intera e già immutabile, ma ancora tutto in te. Mi sembrasti subito bellissimo, con la tua faccia sulla quale i tratti slavi, romagnoli ed ebrei avevano composto linee uniche, una maschera irripetibile. Il corpo, fin troppo espressivo, così forte e virile, che se mi afferravi i polsi per comunicarmi affetto, me li stringevi tra due tenaglie. Dal tuo atteggiamento timido di sobrietà friulana uscivano discorsi lenti, esitanti, con quell'accento acerbo, rugiadoso. Dal tuo aspetto ordinato da bravo ragazzo scoppiavano all'improvviso nitriti di divertimento, di grande abbandono a qualche aspetto comico della vita, colto insieme, tu e io, con una sola occhiata, senza bisogno di comunicarcelo. Ma com'è accaduto che io, ragazza borghese senza dialetto, eterosessuale, e tu allora tutto pervaso di poesia e di lingua materna, inesperto del mondo, studente diligente, omosessuale, ci siamo inseguiti per tutta la vita, scritti, raggiunti quando appena era possibile, e dentro la tua vita frenetica di 1000 altri incontri, di persecuzioni e di provocazioni. Rileggendo le tue lettere ora lo capisco. Accanto a tua madre, unico amore della tua vita, io ero il luogo della tua confidenza, colei a cui si racconta tutto, colei che ti pensa nelle ore del dolore, della solitudine, colei che ti segue, che ti immagina, che ti sa. Cara Silvana, scrivo a te e mi sento come se scrivessi a chi non può se non volermi che un gran bene. Il tuo desiderio di essere amato aveva l'abissale passione della tua natura ed era pari a quello di amare. Ci scrivevamo quasi ogni giorno. Prendevo treni gelati per raggiungerti, 12, a volte 20 ore di viaggio. Sbarcavo sull'erba della pianura indurita dal gelo e poi nella cucina calda di tua madre, 2 brandi accanto al fuoco. Di giorno, ebbri di felicità, correvamo in bicicletta sulle prode gelide del tagliamento per qualche cinema parrocchiale dei paesi vicini, o a ballare sfrenati nelle balere io e te, ballerini infaticabili e virtuosi, o a seguire le sacre rappresentazioni contadine del carnevale, una ragazza vestita da maschio che dialogava con la Quaresima, un ragazzo vestito da donna, di casa in casa, a bere vino e a mangiare polenta. Mi sembrava di non abitare un paese reale, ma il tuo stesso cuore. Anche tu allora eri ancora felice. Cara Silvana, forse è ora che io esca da questa mia ineffabile e ridicola serenità, a cui contribuiscono i campi casarsesi, il mio aspetto troppo giovanile. Anche la tua omosessualità era ancora un gioco dolce tra ragazzi, un quaderno rosso che ti usciva dalla tasca e che giocavamo a strapparci. Ma il viso all'improvviso, devastato dall'ansia di seguire le goffe movenze dei teneri ragazzi contadini. Di nuovo a casa ero stordita per giorni e giorni.
Giravo nella mia vita consueta come chi possiede un segreto e in tram andavo al lavoro e chiudevo gli occhi perché non vedessero crepitare la cucina di Versuta e te che ridevi sulla bicicletta. E a casa già trovavo una tua lettera. Cara Silvana, mentre scrivo nell'angolo della stanza che conosci, tu sei nel camion fatta già quasi fantasma. E io ti rispondevo tranquilla, come una madre che cuce mentre il figlio dorme nella culla. Nel punto più buio della guerra ci giunse la notizia che eri morto, trucidato dai tedeschi. Mi disperai, rotolata per terra a piangere. Ma un giorno arrivasti. Dormisti tra i mobili accatastati del salotto, sconvolto dalla perdita di Guido, ma ancora più sgomento per il tuo futuro. Ora eri da solo a consolare la madre, a reggere la sua innocenza, e per sempre. Quando ti cacciarono da Casarsa, tu mi chiamasti a Roma, mi dicesti che abitavi una casa abusiva, senza indirizzo, a Rebibbia, e io stentai a trovarla. Ma quando entrai nella povera casa senza il tetto, tu eri lì, immobile, disperato, per aver perduto tutto: lavoro, rispetto, fiducia, e intorno fossi, argini, immondezza, l'inferno della borgata, ma vivo di ragazzi, di diseredati. Io vedevo lampeggiare nel fondo dei tuoi occhi profetici una nuova libertà, un mutamento che la catastrofe ti apriva davanti, altre esperienze, altre forme, altri corpi e linguaggi. Cara Silvana, è tornata domenica mattina, l'unica ora in cui possa scrivere agli amici senza l'ossessione del lavoro che mi aspetta. Ma perché il tuo specifico era questo: suturare miracolosamente all'apparenza, ma con quanta fatica invece il tuo eccesso di salute, eccesso di intelligenza, eccesso di cuore, eccesso di potenza virile, eccesso di vitalità, minacciato dal continuo progetto del tuo sé materno, civile, laborioso, onorato, mite. Una lotta infinita tra carne e cielo. Posso accumulare ancora e ancora brani delle tue lettere, ma qui mi fermo. Sembra che si vuole chiarire di te un mistero. Ma quale? Pochi hanno avuto il dono di esprimersi e di gridarsi quanto te. Il mistero è solo quello della tua morte, di certo da te non voluta in quel modo, che ha ucciso di dolore la fragile vecchiaia di tua madre. Anche la tua omosessualità, che mi ha fatto soffrire 2 volte, prima nell'esclusione per sempre di una speranza d'amore, e poi nel mio immaginario pieno di te, ma che stentava a inseguirti nell'inferno delle tue notti, ora mi appare fatale. Tutta la vita hai cercato di possedere il mondo, di esprimere con tutti i mezzi il tuo disperato amore per la vita, fino all'atto cieco, solitario, di possedere il fiore perfetto che rinasce ignaro di sé e della storia, e anche te stesso bambino, in un atto poetico che salta in un cerchio la tua eterna infanzia alla tua morte. Io ero fanciullo e ora muoio.
ch'io possa essere dannata se non ti amo. E se così non fosse, non capirei più niente. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Ma queste sono parole